Beh, noi come federazione supportiamo benevolmente queste manifestazioni, cerchiamo di incoraggiarle in tutti i sensi, da qualsiasi punto di vista, perché la federazione di Fittetrek Turismo Equestre ANTE ha nel suo interno anche il settore degli attacchi delle carrozze del movimento lento. Un'esperienza bellissima e ti consente di esplorare dei territori che magari per altri motivi non riesci a fare. Manifestazioni supportate tranquillamente dalla nostra federazione. Si fa una richiesta e noi valutiamo, decidiamo, interveniamo e supportiamo. Un commento su questo arrivo tra le colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene? Posso essere senz'altro che positivo da qualsiasi punto di vista, dal punto di vista panoramico, dal punto di vista enogastronomico, dal punto di vista turistico. E per quanto riguarda i nostri amici animali, sono occupati benissimi anche loro. Noi salvaguardiamo in primis quello che è il benessere animale. La temperatura in questi giorni era un po' elevate e abbiamo riscontrato, pur avendo il veterinario al seguito, perché noi non ci muoviamo se non abbiamo il veterinario che ci segue in carrozza anche lui. Infatti in questa manifestazione eravamo supportati da un veterinario nostro ufficiale, nel quale se il cavallo dava qualche segno di sofferenza, siamo intervenuti immediatamente e blocchiamo quegli animali che possono dare segni di sofferenza, li riportiamo a casa, perché oltre al veterinario maniscalco abbiamo anche i mezzi di supporto, che sono i van adibiti appositamente al trasporto a cavalli, che ci hanno seguito, che ci seguono e che intervengono per qualsiasi manifestazione. Per fortuna non abbiamo adoperato nessuno di questi mezzi, il tempo ci è stato clemente, temperature un po' alte però sempre ventilate, percorsi studiati appositamente per la stagione nei sentieri boschivi, quindi addirittura ogni tanto c'era un po' di venticello che dava anche i refrigeri, anche un po' di fastidio, perché poi uscivi, sembrava come di uscire dall'aria condizionata al caldo, e questo ci ha fatto sì che la manifestazione non abbia portato grossi problemi ai nostri amici animali. Tutto è andato bene da qualsiasi punto di vista. Poi noi come federazione raccogliamo da parte di tutti i partecipanti le loro opinioni, i loro suggerimenti, in modo tale poi che a fine anno facciamo una statistica, una casistica, e andremo a premiare quelle organizzazioni, quei territori che a giudizio dei partecipanti hanno mostrato maggiore interesse, minori peculiarità, non solo dal punto di vista paesaggistico, ma anche per benessere animali e simbiosi uomo, natura e cavallo. Questa manifestazione qua poi verranno premiati in occasione della Fiera Cavalli Verona di novembre, dove verranno riconosciuti, abbiamo un campionato italiano di questo tipo di manifestazione degli attacchi, dove verrà premiato l'equipaggio che aveva fatto più chilometri a cavallo, che ha portato i cavalli migliori best condition alla fine, e premiamo a detta di tutti, perché la nostra è una grossa famiglia, che non c'è un vincitore unico, ma siamo tutti vincitori, però tutti i vincitori deleghiamo uno a rappresentarci e lo chiamiamo questo il nostro campione per l'anno prossimo, che si fregerà del titolo di campione italiano del turismo equestre attacchi. Poi tutto quello che ci va dietro, ben venga, insomma.